abbiamo ostriche, vongole e cozze. Generalmente la nostra attività prevalente sono le vongole e le cozze. Negli ultimi anni stiamo dirigendoci sempre di più verso l'ostrica, che è un prodotto che resiste a diverse problematiche, alle temperature più alte e resiste anche all'invasore, anzi il predatore che ci ha creato molti danni negli ultimi anni, che è il granchio blu. Prendiamo queste ostriche dalla Francia, prendiamo del seme di 3 mm, lo alleviamo in buste che si chiamano Pernet, e dopo mano a mano che crescono di taglia lo passiamo sempre in buste di plastica rigida, buste francesi, si chiamano poche. Le alleviamo in sospensione nei nostri vivai. Questi sono i vivai della sacca di Scardovari, sono impianti fatti in pali di castagno e corde dove appendiamo le buste delle ostriche e lì avviene tutta la maturazione dell'ostrica in circa 1 anno e mezzo, 2 anni.